Buongiorno, sono Marco Zoccarato, coordino il gruppo sociosanitario. Io faccio il medico. Sapete cosa mi piace dell'ospedale? Quando sono di guardia di notte vedo sempre vicino all'ingresso un uomo, un barbone, che è lì disteso. Quando gli si passa vicino si mette seduto di scatto, facendo finta di aspettare qualcuno per non far capire che quella notte dormirà lì. Dell'ospedale mi piace che è sempre aperto, è senza filtri. Se lo si guarda con occhio attento, è uno specchio fedele della città in cui è inserito. Il mio ospedale non è a Treviso, ma con il gruppo sociosanitario del PD, coordinato fino a qualche mese fa dal dottor De Mattè, fatto di giovani e di adulti provenienti da svariate esperienze, ci siamo accorti che è urgente a Treviso, in Veneto, in Italia, una riflessione sui temi della salute. Il contesto socio-economico attuale, in aggiunta ad alcune importanti carenze di tipo normativo, mette in serio pericolo il sistema sociosanitario veneto, erede di un glorioso modello di assistenza integrata. In ospedale si fa sempre più fatica a gestire i malati e i guai in genere arrivano al momento della dimissione, perché è cambiato il tipo di patologia, prevalgono oggi le malattie croniche, è cambiato il modello socioculturale, assistiamo alla destrutturazione dei tradizionali sistemi di protezione sociale come la famiglia. Gli anziani vivono da soli e il loro numero, come abbiamo visto, è in costante aumento. L'assistenza domiciliare è spesso limitata. Non ci sono sufficienti strutture nel territorio, case di riposo, strutture intermedie, che possano assorbire le crescenti necessità. Gli ospedali contano e costano ancora troppo. Nel 2009 gli accessi al pronto soccorso di Treviso sono stati 96.700, ma di questi circa il 50% erano codici bianchi, cioè accessi del tutto impropri, il che significa che più di 40.000 prestazioni all'anno possono essere gestite in modo diverso. A Treviso vogliamo promuovere una medicina che sia finalmente sul territorio e il Comune deve essere un fondamentale interlocutore dell'ULSS su questo tema. In questa direzione vogliamo favorire la medicina di associazione, sotto forma di collaborazioni fra medici di base e specialisti, che possano rispondere alla mutata domanda di salute con una migliore accessibilità alle cure primarie. In ospedale a volte sembra di vivere fuori dal mondo. Il personale ospedaliero non è formato per interagire con gli altri operatori sociali, la comunicazione con i pazienti e con le famiglie è difficile. È difficile perfino alzare il telefono per comunicare con il distretto e con le altre strutture del territorio. Mancano anelli, mancano ponti. Ma questa difficoltà riflette un problema più ampio, cioè un'insufficiente interazione fra i soggetti istituzionali competenti, regioni, ULSS, comuni. Pensiamo al ruolo troppo spesso notarile della conferenza dei sindaci e un coinvolgimento a volte solo marginale, specie in sanità, del terzo settore. A Treviso deve rinascere una cultura politica che ribadisca il ruolo dell'integrazione fra sociale e sanitario, che offra spazi di confronto ad istituzioni, utenti e terzo settore, nell'ottica della reciproca responsabilizzazione sui temi della programmazione e della gestione sociosanitaria. In ospedale si entra con il mito di una medicina onnipotente, con l'illusione che tutto si può curare. Tanto che il concetto di prevenzione oggi sembra passato di moda. A Treviso vogliamo rilanciarlo, promuovendo campagne informative sui fattori di rischio, sul problema delle nuove dipendenze. Analogamente a quanto succede in alcuni paesi del nord Europa, è interessante esplorare la possibilità di rilanciare il ruolo sociale e sanitario delle farmacie, ridotte oggi in città a lussuosi negozi. Vogliamo inoltre sensibilizzare la città alla tutela della salute pubblica, marcando a uomo i rischi legati all'inquinamento dell'aria e dell'acqua. In ospedale, giovani professionisti della sanità con la passione per lo studio, per la crescita scientifica e professionale, finiscono ben presto per mettere da parte questi desideri, tartassati dai turni impietosi, soffocati dalla routine che non rispetta i tempi della formazione, ma anche da un ambiente culturale tiepido. Vorremmo che la città di Treviso, in cui esiste un ospedale sempre più vicino alla realtà universitaria padovana, mettesse a disposizione i propri spazi per renderli sede di convegni scientifici di rilevanza nazionale e internazionale, come in qualche caso è già avvenuto. Incoraggiamo questa strada,
perché la salute non è solo spesa, può essere anche sviluppo, può procurare indotti imprevisti, generando dei circoli virtuosi dall'affascinante impatto socio-economico. In ospedale si muore ancora troppo, si muore attaccati alle flebo, si muore da soli. Un medico al bar difende l'eutanasia. Qualche minuto dopo il reparto non è capace di lasciare andare un povero vecchietto, magari per paura di un contenzioso legale. Sapete perché? Perché il dibattito sulla bioetica è legato alla paura, fermo su barricate ideologiche che non aiutano a dialogare. A Treviso esistono associazioni e strutture che da tempo, in maniera esemplare, accompagnano le persone nelle ultime fasi della vita. Vogliamo dare spazio a queste esperienze, ascoltarle, farci aiutare a maturare un dialogo serio su questi temi? Un dialogo che tenga conto di tutte le sensibilità. Il gruppo sociosanitario, in collaborazione con il gruppo consigliare, sta lavorando su queste proposte, ma vuole farlo da ora in avanti tenendo conto anche di un ultimo dato. Nel territorio dell'US9 esistono 283 associazioni e 120 gruppi di mutuo aiuto, sono dati del 2009. Di queste, circa un centinaio lavorano sul territorio comunale. Vogliamo coinvolgere il mondo del volontariato, le associazioni di malati e tutto il terzo settore per chiarire finalmente cosa compete alla politica e cosa compete alla società, per governare assieme la nascita di un nuovo sistema di welfare, oggi più che mai necessario. La formazione del nuovo governo tecnico in questi giorni, al di là del dato politico, come giovane ha rafforzato in me la convinzione che, per fare strada nella vita, è bene essere né potenti né servi, ma competenti. Allora vogliamo avvicinarci alle amministrative del 2013 in parte anche con questa consapevolezza, raccogliendo via via l'aiuto di quelle persone che con la loro competenza possono contribuire al progetto di una città più sana e di una società più solidale. Ringraziamo Marco Zoccarato per il suo intervento molto apprezzato, come dimostrato dall'applausometro.